Allora, Rosanna, riprendiamo un po' con lei la questione, poi integra naturalmente Daniele Tronco. Abbiamo accennato al discorso dell'APE, un po' ricollegandoci anche alla mail, ce ne sono un paio di analoghe che sono arrivate. Allora, l'APE vuol dire anticipazione pensionistica, cioè viene data questa possibilità. Sono 3 tipologie, perché poi nell'intesa a cui faceva accenno Daniele Tronco prima, tra organizzazioni sindacali e governo, il governo aveva presentato una proposta riferita soltanto all'anticipo pensionistico volontario e invece in questo tavolo siamo riusciti a introdurre l'APE sociale, che per noi ha un alto valore appunto sociale, perché ci sono situazioni particolari di persone che hanno proprio bisogno e quindi insomma è un'agevolazione non da poco. E poi c'è un'APE aziendale che è basata sulla contrattazione tra datori di lavoro. Se un datore di lavoro è disponibile a pagare l'anticipo pensionistico ai propri dipendenti perché ha tutta una serie di difficoltà o di ristrutturazioni, riorganizzazioni in atto, lo può fare. Ah, ok, quindi questo è il suo accordo. Ecco, l'APE volontaria, allora naturalmente per accedere a queste anticipazioni c'è un limite d'età, che sono i 63 anni. Quindi allora, essere, tutto prima, devono mancare 3 anni e mezzo alla pensione di vecchiaia, grosso modo, perché adesso la pensione di vecchiaia è 66 anni e 7 mesi. Quindi hai la possibilità di anticiparla di 3 anni e mezzo. Sì. APE vuol dire che devo chiedere un prestito in banca con interessi? Sì. Allora, l'APE volontaria, naturalmente volontaria significa che uno fa i suoi conti, fa le sue valutazioni. Ha una bella pensione alta e dice... Ha un patrimonio, ha dei soldi messi da parte, vuole farsi, non so, fare altre attività, eccetera, decide, ha questa possibilità. E certamente è un anticipo su cui dovrà pagare degli interessi, no? e poi restituire. La differenza tra andare direttamente in banca o da un'assicurazione è che il governo, come dire, stabilisce le regole di questo anticipo, di questo prestito, no? Che fanno le banche. Quindi con una penalizzazione o interessi che si aggirano intorno al 4,5%. È un po' questo è l'aiuto. È alto 4,5%. È un prestito, se tu vai a chiedere soldi, un conto è, adesso non guardiamo i mutui per le case che sono adesso a un tasso di interesse molto basso, ma se vai a chiedere dei soldi... per qualsiasi altra cosa, leggevo l'esempio, ecco. Un pensionato che avrebbe percepito 1.000 euro lordi, 865 netti di pensione, chiede un anticipo di 3 anni, riceverà un'APE, quindi riceverà una pensione di 736 euro. Dopo 3 anni, quando riceverà la pensione vera, dovrà restituire una rata di 173 euro al mese per 20 anni. Cioè una cifra, è tanto? Sì, perché l'interesse non è appunto, ripeto, quello del noi pensiamo che avrà uno scarso utilizzo, cioè il problema di questa norma qua sull'APE volontaria è un po' simile all'opzione donna. Sono diciamo provvedimenti che coprono situazioni diciamo molto particolari. Non a caso l'APE volontaria si può fare con almeno 20 anni di contributi. Cosa vuol dire? Che basta aver raggiunto il minimo per poter percepire un trattamento pensionistico e si può fare la domanda per l'APE volontaria. Qui siamo in presenza di situazioni che soprattutto riguardano le donne che per motivi quasi sempre determinati alla situazione familiare, cioè donna che lavora, a un certo punto si sposa, fa i figli, siccome siamo una società un po' particolare, rimane a casa dal lavoro, si è fatta i suoi 20 anni di contributi,
poi va avanti negli anni, non trova altri lavori o trova lavori saltuari, a questo punto decide di fare l'opzione donna, che è un altrettanto penalizzante. Diciamo che qui l'elemento... Infatti vedevamo prima l'opzione donna che è stata portata a 58 anni, 58 anni di età, però attenzione, non prenderla alla leggera, perché... Certo, queste sono... che rispondono a bisogni. Chi ha utilizzato l'opzione donna? Chi non poteva farne a meno? Chi non aveva altre chance. Chi non aveva altre chance. Cioè tu dovevi decidere, e questo sarà anche sull'APE volontaria. Cioè tu non hai altre chance. E ci sono situazioni di questo genere. Cioè qua il problema è tu non hai altre possibilità, sei a casa, senza un reddito, senza un trattamento. E devi mangiare, devi arrivare alla fine del mese. Questo è bene che voi non hai nessun'altra situazione, attivi l'APE volontaria che ti costa, secondo noi coprirà questo margine. Non a caso noi abbiamo fatto inserire l'APE social e l'APE aziendale, perché questi due invece trattamenti, atteso che qui c'è bisogno dei 63 anni per l'APE sociale, però questa qui invece tiene conto proprio del tema che se io ho una situazione di particolare diciamo situazioni di mobilità, cose di questo genere, ho 63 anni, a questo punto interviene lo Stato a quindi pagare. è una condizione diversa. Un attimo solo, io vi interrompo solo un secondo, che c'è una telefonata in attesa. Comunque ha fatto benissimo a dare questo tipo di precisazione, perché a noi è stato chiesto più volte che cosa anche qui mancano i decreti attuativi. Allora vabbè, qua dobbiamo riprendere in mano la situazione quando arrivano. Un secondo, pronto, chi parla? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Chiamo da Castelfranco. Sì, prego, buongiorno. Allora, io credo di avere, non so se il mio caso rientra nel vostro argomento, però credo di essere un caso eccezionale, nel senso che io ho 53 anni, ho 20 anni di contributi e sono più di 10 anni che non lavoro, sono invalido al 75% e vivo con 220 euro al mese. Ecco, mi sono rivolto a un legale per chiedere la totale, come dire, il fatto di non poter più lavorare perché ho problemi asmatici, non riesco più a respirare. Ecco, allora se devo stare qui ad aspettare gli anni della pensione, cioè 63, per prendere diciamo la minima sociale, vuol dire che ne ho 53, dovrei vivere altri 10 anni. Credo di non farcela perché sono diabetico, ho altre patologie e quant'altro. Ho un'insufficienza respiratoria del 50%, vivo da solo e non ho altre entrate. Ora, vorrei sapere, c'è qualcuno di voi che potrebbe prendere a cuore il mio caso, dirmi che cosa devo fare? Cioè, veramente, mi hanno proposto degli stage dalla provincia e pagati a 100-150 euro, che veramente sono una miseria, per 2 o 3 mesi, poi basta. Poi si ritorna a vivere con 220. Che cosa è che devo fare io? Cioè, ci sarà una legge, un articolo del codice civile che dice oltre all'invalidità ti do una pensione di non qualche so, supporto, qualcosa, assolutamente. Guardi, facciamo così, io le chiedo se lei autorizza a rilasciare il suo numero di telefono lasciandolo in regia, così magari può essere contattato direttamente in forma privata da un responsabile della SPCGL del luogo di Castelfranco, che così potete anche parlare direttamente della questione e trovare un supporto. Comunque la ringrazio della telefonata e giro la questione a Daniele Tronco. Magari se dalla regia prendiamo giù il numero del signore, se ce lo lascia, se ci dà un numero fisso o un cellulare, in modo che poi possiamo lui darlo. Può andare alla CGL di Castelfranco, noi come Spidi abbiamo una sede molto efficiente. Magari lo facciamo contattare. E può andare, se ci lascia il numero lo richiamiamo noi.
E diciamo che questo comunque è un classico caso di una situazione che purtroppo è molto diffusa, perché diciamo da un certo punto in avanti diciamo che si è molto ridotto il trattamento per queste situazioni qua. Certo che nell'ambito delle cose che stiamo discutendo adesso un caso così non lo si risolve. Bisogna utilizzare altri strumenti, far intervenire le strutture territoriali del pubblico, perché lui avrà un'invalidità. Se ha un'invalidità non è che è negato a qualsiasi tipo di lavoro, potrebbe essere inserito in delle graduatorie per delle prestazioni dove previste dalla legge. Tenete presente che qui i governi passati hanno fatto un massacro sociale, cioè mentre c'era una normativa, c'è ancora in parte, che autorizzava, anzi obbligava le aziende ad avere una certa quota di queste figure che sono titolari di una invalidità per l'inserimento, quindi dovevano rispettare un certo numero. Poi si è molto allentata questa roba, molte aziende hanno fatto, diciamo, operazioni di vario tipo. Comunque questo è un margine, perché lui è vero che ha un'invalidità del 75%, ma bisognerebbe verificare se ha una totale inidoneità al lavoro. Perché se, adesso penso ai lavori di portineria, lavori di un certo tipo, potrebbe giovarne. Magari lo contattate. Quindi se ci lascia il numero di telefono, perché bisogna inserirsi in delle graduatorie, ci sono delle graduatorie che sono gestite dagli enti degli invalidi civili, se lui è iscritto a questi elenchi, e poi le aziende scorrono su questi elenchi, quindi può trovare forme di occupazione compatibili con la sua situazione. Peraltro rientra nella provincia di Treviso, che è molto attiva. Se attiva. abbiamo sentito che lui ha delle prestazioni saltuarie con la provincia, vuol dire che ha questa possibilità, che lo si può fare. È certo che la normativa, diciamo, è stata molto allentata, Ma speriamo adesso che possa trovare, avendo più rapporti, più contatti, risolvere in qualche modo, cioè trovare una soluzione alla situazione che... Comunque a Treviso noi vi possiamo dare un numero di telefono, se può chiamarlo. Eventualmente diamo anche il numero di telefono se ce l'abbiamo, che così allora anche zona di Treviso, del Castelfranco 0422. Vediamo, no, può chiamare anche direttamente Treviso. Quindi ecco, Castelfranco 04 0423 49 48 09. 48. Piazza Unità Unita 55. Allora 0423 49 48 09 è il numero telefonico risponde della la Lega sede dello SPI di Castelfranco e può rivolgersi, può parlare col segretario di Lega o chi fa un recapito lì e li evidenzia. Questa situazione deve poter essere risolta, magari riescono anche ad aiutarlo. Se ci dà in il qualche numero modo. Lo chiamiamo. Ma senza dubbio ci lascerà il numero, quindi lo diamo direttamente. Noi dobbiamo correre in pubblicità, poi ritorniamo insieme. Abbiamo visto anche un altro messaggio che parlava di fare una pensione in proprio, così per supportarla. Insomma, vediamo di dare risposta tra poco.